Si continua a discutere molto ancora della questione legata alle registrazioni dei bimbi delle famiglie con due mamme qua a Padova. È stata indetta per il venerdì prossimo alle 10 davanti alla Procura di Padova una manifestazione da parte delle famiglie, dell'Associazione delle Famiglie Arcobaleno. Abbiamo chiesto ai padovani cosa pensassero di questa decisione. La decisione della Procura che ha bloccato la registrazione dei bambini, cosa ne pensa? Che hanno ragione. Chi ha ragione? La procura. Perché? Perché? Perché non è giusto che due donne devono avere un bambino. Non è nella regola, non è naturale. Non è una cosa naturale. Come crescerà sto bambino fra due donne? Non è una famiglia. Siamo nel 2023, voglio dire, queste cose non dovrebbero neanche più succedere. Speriamo che risolvano il problema, soprattutto per i bambini, perché i bambini hanno bisogno di amore. È una vergogna, non c'è altro da dire. Per lei bisognerebbe registrarli. Ma è chiaro, erano già registrati, dovevano rimanere così, ma è una interpretazione molto restrittiva da parte del procuratore che veramente non ha senso. Ma perché non possono fare? Esiste una legge dello Stato che lo proibisce? Non credo. Se c'è una legge dello Stato che lo proibisce bisogna adeguarsi alla legge dello Stato che peraltro andrebbe cambiata. Io sono favorevole comunque che anche due mamme possano avere un bambino. Penso che non sia corretto, penso che ci deve essere una libertà per tutti, di conseguenza una cosa che è normale è diventata un disagio e una cattiveria nei confronti di queste persone, insomma. Una mamma deve essere la mamma che lo partorisce, non una mamma in affitto. Io in parte sono d'accordo, penso che sono a favore della famiglia tradizionale. Ma non esiste un diritto dei bambini ad esistere. Io penso che sono bambini che comunque sarebbero senza una famiglia e che sarebbe giusto che diventassero a tutti gli effetti figli loro.